La chiave è l'acqua. A Procida trovammo una casa un massimo che ci stava. Non era brutta, panoramica, non era manco piccola. Per tutti noi era combriccola, ma per l'attrezzatura lasciava troppo a desiderare. Tanto per fare capace. O fumo, o forno non funzionava e la pizza non poteva fare. Riguardo alla TV, l'antenna che tenevamo aveva un segnale a chi lì sotto, che non vedeva niente se non mettevamo la corrente. Ma più belle tutte le cose dall'isola di Arturo è stato il scaldabagno. Non scarfava l'acqua, ma si infuocava il muro. E per finire dentro il bagno cose da scipazze, scaricava lo sciacquone e si appilava la tazza. E allora Giorgio, a chiave e l'acqua, come si dice a Napoli, mandai un sistema. Due sicche d'acqua bollente, ampressa, e miracolo, si spiraio cessa.